Prima di presentarvi lo spettacolo, volevamo ricordare una persona che ci ha lasciati prematuramente dopo una lunga malattia, Sarina Lanza, una donna solare e sorridente che trasmetteva un'inebriante allegria, sempre presente alle nostre rappresentazioni teatrali. Abbiamo lasciato una sedia vuota perché siamo sicuri che anche questa volta, come sempre, lei sarà qui a guardarci e ad applaudirci. Prima di chiedervi qualche attimo di silenzio, vorrei leggere quanto ha scritto un'attrice inglese. Se dovessi morire prima di voi, non voglio fiori, né fregi sulla mia lapide. Rimanete le stesse persone che ho conosciuto. Piangete se ne sentite il bisogno. Doversene andare è terribile per tutti, ma la vita continua, va avanti, perciò cantate pure. Buonasera. La commedia, scritta a quattro mani da Giovanna Caridi e dal figlio Antonino Riotta, trae spunto dalla fatidica predizione dei Maya, che aveva indicato il 21 dicembre 2012 come una data apocalittica, che avrebbe segnato la fine di un ciclo cosmico, ovvero la fine del mondo. Per nostra fortuna, l'evento non si è realizzato, ma molti lo hanno atteso con ansia, come Masciuntone e Masciu Peppi, i protagonisti della nostra commedia, i quali, lasciatisi convincere circa la veridicità di quell'antica profezia, credendo prossima alla fine del mondo, decidono di vivere al meglio i pochi giorni loro rimasti, mettendo letteralmente in pratica quel famoso carpe diem di Orazio, di cui comunque non hanno la minima conoscenza. Ovviamente, luoghi, personaggi, situazioni di questa commedia sono frutto di fantasia. Se poi la fantasia ha potuto coincidere con la realtà, come dice Camilleri, la colpa è da addebitarsi alla realtà. Buon divertimento. Che dolore, che rammatichi, rancatista, i ammi unciati, i vini nisciuti di fuori che mi puggono, un rinocchio che mi lori, a ucca l'arma unciata, un naso fitto, lo sentite? Stai morendo, quanto era bella gioventù, vero è, non ne avevo pane, ma avevo mirenti, e come sapevo mirenti? Ora in ta vecchiaia, io d'antiche pani, i renti l'aio che mi fece mio figlio, va, finì il divertimento, meno male che mi divertivo in ta gioventù. Che vita amara, che amara vita, 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 che vita amara, che amara. Chi c'è mio figlio, non posso dormire proprio, non posso dormire proprio. Chi ha? Chi ha? E dolore, i vini nisciuti di fuori per unciato, un naso fitto. È una vita che si lamenta sempre le stesse cose. Ma poi perché si suicida quattro? La vai a portare la montata? Gran malarugato! Io da domanda a te quando ti susi! Non vedi che hai questo dolore? E non posso dormire proprio! Facci una telefonata a Padre Eterno, facci! E ci dici mi levano poco
auguri anni e poi ne parliamo, drizzi mamma, presto! Ai mamma! No, chi da no! Ai mamma! Così, io che mi potessi susere a mansione, mi susere 4 come un cornuto per dire a travagliare. Cornuto sì, ne tua moglie di ficicorno! Ma avessi stato Graziata Lord! Vedi? Ma chi è sto manicomio a mattinata? Mi sono tutti come ristorto, padre e figlio. Ma la rugata, io per la io storto per natura. Ma chi sta in una mala giornata? Io già mi sento. Un po' da banna, niemo, niemo. A gizzo dell'anca. No, aspetta. Oh mamma. Oh sta gamma. Beh, curchito, tu stai qua. Ma stai mi Chi signore. vita amara, Babba, mi chi pare. amara vita. Tu stai Chi qua. vita amara, chi amara Sentimi. vita. Chi vita amara, chi amara vita. Caro marito, amore mio, ti voleva dire che Natale sta ci arrivando. Vero? Sì. E un ne? Apri la porta. Apri la porta. Ed apri la porta o no? Ma c'è da per la porta? Dicisti che sta arrivando Natale. E questo Natale? Tu dicisti sta arrivando Natale. Ignorante e deficiente! Natale, il santo Natale, cretino! Che bella salute, sta arrivando No, Natale. saluti, sì. Sentimi, caro, dobbiamo comprare qualche bel regalino. A cominciare ora, a montare i soldi, perché quando tu monti i soldi mi acchiappa una vampa e mi finisce in tau calare, ma A me non mi soldi interessa. stanno, non ce n'è, siete di qua, tu senti sta televisione, visto che c'è crisi, i poveri aumentano, quindi non è che andiamo a dire a domandare la limosina, basta. Gioia, mio caro, cuttia in crisi ci avevamo stato sempre. Ringraziando a Dio, sfrizzi e sfrazzi, sta casa ne avevamo fatto. Comunque, a me non mi interessa niente. Anche a me. Tu, caro mio, me ne esci l'euro, capisti? Dobbiamo Soldi non accattare ce i n'è. regalini? Sì. Ora andiamo a domandare la limosina per fare il regalo, no? Senti, ci avevamo a fare un sacco di regali. A cui? Un regalo ai Carusi, un regalo a Commari, un regalo a Compari, ci avevamo a fare pure un regalo a due cristiano che la volta ne portò da cosa, poi ci avevamo a fare un regalo a vicina di casa, ci avevamo a fare un regalo a chi da che viene A noi che d'America. ce ne fare il regalo più? Ti rischi che stanno sordi, non ce n'è. Al massimo, guarda, che cosa per Carusi, ma visto che non sappiamo che lui che vogliono, non ce n'è più nulla. E gioco ti sbagli, mio caro. Perché? I Carusi già morissero che lui che vanno. Che buono, che turisti che Aspetta, buono. mo scrivere un cane. Uno nome scrivero. intero. Non saccio, caccia è sempre un manicomio, io che ci posso fare? Aspetta, Ma perché l'hanno scritto? aspetta, guarda, Caen. Perciò, E chi è sta Allora. cosa? Chi è sta cosa? mi scrivere un cane appunto. Aspetta, ora ti Chi dico figuro? La dove lista figuro. Certo. Facci la maleducazione. Si vede che sono tosti figli, Ora vieni che figuro la Detto, lista. quando ti conviene sui me. I dosu, davvero, io quando mai mi permetti a scrivere la lista per regali? E Gioia, devi capire. I tempi canciaro e ne ne avevamo adeguare. Non canciare i tempi, se tu ci avessi insegnato educazione a tuo figlio invece di pittare di lugna, a stura non ne scrivevano lista. Io però. L'ugna per intanto me ne pittai per ora. Ora ti va a E picche. cattare lo smalto. Ma dimmi una cosa, Senti. che scrivero? Allora, senti qua. Eh. Qua c'è scritto una tabla. A tavola? Una tavola. A tavola, che va a fare? I manna a scuola queste cose manco sanno scrivere. Una tabla ci scrivono. Una tabla. A tavola? Una tavola sarà, sicuramente. A tavola ci porto la falegnameria, era chi sto problema? Così ci scrivono. Poi ci scrivevano un pone. P-H-O, cioè pone. Poni. Ufono? No, un poni sarà, un poni. Turisti sono ignoranti, mi scrivevano un poni con l'H, pone. Ci viene ora a smaniare i cavalli. Ma chissà, cioè forse vogliono, sai, un coso di peluche quando si mettono da sopra tavola. Allora, insomma, la rogata di me pigliare, niente vanno buttato. Ora ti conveniva già. Certo. Chi suoni? Chi stai qua? Ora ti metti, portili, mi raccomando, così cominciamo con i Carusi. Fino a quando su sti cose diceva accatto, figlia. Ecco. Non... Ehi! Ah, ma gioia. E tu che ci fai su da sta mattinata? Oh papà, mamma, è sto Natale, chi mi porta Babbo Natale? Cui, Gioia? Babbo Natale. Oh, mamma fata, vieni qua. Non sapisti che succedeva? Come no? Proprio tutte cose. Non sapisti? No. Gioia, non ti scantare tu, Babbo Natale? Ci dico, sopra nevi mi fata. E quindi stanno a accettare la pensione di invalidità e non ci potevi venire stanno. Tu non ti affendi, non ti preoccupare, il prossimo anno fossi donna.
Mamma, ma è vero che dice papà? Ah, me Gioia, lascialo stare a sto cretino di tua pace. Babbo Natale ti porta che cosa? Tu piuttosto ci scrivi sta letterina, amore? Io pronta, la io va bene. Pigli la forza? Pure la letterina ci scrivi io. Certo, Gioia. Diremo, amore. Minchioni che letterina. Ah, me Gioia. Leggiamo l'amore, vediamo. Quindi, Dio volessi portato a casa di Barbie, a magari di Barbie, e magari camper di Barbie. Ah, tutte cose di Babbi, la figlia vuole. Gioia, a casa di Babbi, Amore. non ti scantare, guarda che rannichista. Fa la villa, ma dopo che avevo progetto la villa id. E dico, la villa, se vince la lotteria, fossi a chi speranza l'hai. Ma tieni da banne e ti va a cucchi. E poi pare che le cateri tu, Babbo Natale ci va a pensare. Ah, Vero? vero, ci va a pensare, Ah, Gioia, Babbo che Natale, intelligente. vero. Amore, per Ma tieni cucchi da di banne, va a che cucchi. Questa tua figlia, come poteva essere? Senti, malarugato, che la figlia fedianci, per curchi di Gioia. Stu malarugato di un marito che mi maritai, Comunque, Carusi. io ora me ne vado perché già è tardi, non ne posso perdere tempo con te, ok? Sentimi, Ti sento, che vuoi stavolta? senti, io ti ricordo che avevi una figlia zita e me la fura come primo regalo. Non ne potevo fare, Gioia. E che vuoi mia? C'avevamo a cattare un bel regalo a togliennero. Come un minimo, c'avevamo a cattare un fermacravatta. Ma vedi che tu che sei esagerata, ci accattiamo ferma cravatta e se poi togliamo la cravatta non ne sa mettere. Ci accattiamo una cravatta e lo stesso no? O stesso questo carbonaro, capisti? C'avevamo a cattare un fermacravatta, un bel fermacravatta. O almeno due gemelli. Oh, ma tu stamattina hai l'arteria. Perché? Ci accattiamo neanche gemelli. Quando si maritano, si vuole Dio, si accattano i ma no che ci accattiamo. Ignorante! I gemelli, che di oro, Sì, cretino! ora ci accattiamo i gemelli. Senti, Ti rissi che i regali non ce n'è più nudo e io me ne giro a travagliare. Ti rissi? Basta ora. e vattene, va! Vada, meglio che te ne vai perché non ti posso avere più. L'uomo incia su cantruggino. No, me ne vai io, perché tu stai in fino a prova contraria, comando io. Sì. Tu non comandi niente. Vattene, va, per favore, va! Vattene che è meglio! Ma cose di pazzi! Senti, io Ma poi tu mi fai innervosire perché sei un pricchio, un tirchio, una cosa spaventosa. Ci sei tu che sei buonanziosa. Questo sicuramente, perché io una cosa del genere, guarda che cosa mi accattasti. Che t'ha te? Guarda che cosa mi facesti mettere stanno, che Chi è magari sto mi coso? affronti. Chi è sto coso? L'alberino delle mie accattasti. Ah, io l'avevo pigliato. Ah, no. Certo, ma Basta che il vuoi simbolo. fanno una cosa del genere? Basta il simbolo, Gioia, basta Ma il quale simbolo. ignorante piricchio! Basta il simbolo! Quantavi che io mi maritai cuttia, che mi rompivo quando cuttia e mi diventai per giudice di rentola! Ci manca solo che mi fai raccorcare tutta la scala, Tutta la scala, io ti voglio stare a cuccare da sotto. O tanto santo. Gioia. Rico, Cosa mi dici? niente. Non mangiare neanche. La camorria va a finire ora. Senti, bellino, tu mi cattassi due cose, che io mi affronto di me con mare, capisti? Quell'oca lì, di nostra commare, quando veni, ci passa dicendo solo, vada, che cosa mi accattò mio marito? Mio marito mi accattò questo, mio marito mi accattò chiddu. O sai che dissi che ci accattò suo marito per sto Natale? No, sai, ci siamo morire, morisci. Una bella pelliccia. La pelliccia addirittura. Sì. E c'è bisogno che aspettava Natale. Certo, Avevo buttato una pelliccia? sì, Sì. sì. E allora aspetta che faccio una cosa, vai al bar, mi imbriaco e altro che pelliccia, mi combinare come una scimmia. Va a cuccati, va figlia, va a cuccati. Ah. Ma vattini, cretino, vattini! Stacio malarugato! Veramente come faccio dentro, quando ti faccio un caffè, va? A me non mi arripiglio. Perché se no, ma vado a pure la caffettiera rotta io. A mattinata! Quando è a scuola non ti susi mai! Oh mamma, stamattina abbiamo l'appuntamento con Giovanna. Abbiamo deciso di andare a fare shopping. A fare chi? Un show! A fare shopping, acquisti, compere. Ah, me gioia! Siamo in periodo di Natale, no? Sì, questo saccio è mia. Ma con quali soldi? Un nonna ieri pigliò pensioni e mi retti 50 euro. L'auci me l'hai accucchiato io. Minchia, questo stanno muore. Tu ricordi che muore stanno con tutti questi soldi? E poi dimmi una cosa.
Che cosa ti raccattare? Con quale t'abbastano? Sì, certo. Oggi oggi io, mamma. Ah, mi fa piacere, va. Comunque. Se tu... Però, mamma... Però cosa? Sì. Cosa, gioia mia, dimmi. Sì, tu mi vorrai dire che cosa? Io non mi affanno, tranquilla. Amore mio. Io diresti che cosuzza, ma tuo pace è così pricchio, ma così pricchio, che i sordi mi face a birre con binocolo. Che si devono fare i sordi? Tanto ora non finisci. Che faccio, monno? Oh, Carusi, ma non ti sai? No. Ora in televisioni. Che cosa già? I Maya hanno predetto che il 21 dicembre 2012 il mondo finirà. Quella, Bemaia! Ma quale Maya? Ma si rimbambinuta! I Maya! Un popolo antico il cui calendario finisce proprio il 21 dicembre 2012. Gioia mia, ma sa che se ci finisce il calendario? Ma perché non se ne fanno orare nauscio, scusami! Non capisci niente, mamma, tu non capisci niente. Meno male che avevamo una figlia intelligente come Aida. Ti mandiamo a scuola con tuo pace per quanto ti insegni sti 4 minchiati orbi. Vabbè, va. Sì. È inutile parlare con gente chiusa come te, mamma. Meno male. Ci vediamo a mezzogiorno. Bye bye. Sì, baia come i cani. Ma una volta, ai miei tempi, sta benerica si diceva. Che ora invece si insegnarono a dire baia. Mace. Ma pure caffè mi finì. Quanto mu è catto, va? Ora mi armo. Niente, la caffettiera la sta così. Mi armo, mi concio. E mi veccatto un caffè. E faccio spesa. A sto manicomio. Proprio sistema. Ci posso fare io? Disordinati, villanzoni. Tutti così storti, aio. Addaccani. Ma quanto mi è concio, va? Ma la rugata d'un figlio! Quando avete a dire a scuola non mi susiti mai! Ho storto, siete sempre sussuti! Non mi metti le cose in mente, sai? Muta, mamma mia. Gioventù bruciata! Cretino diventi, cretino! Più cretino di Comusini! Io volessi sapere che ci viene in tasto cellulare! Ma quali cretino e cretino, nonno? Mia, tu sei crudo. Stava messaggiando che i miei amici. Come? Messaggiare. Chattare, sentirci. Morte buttati! Stava messaggiando che sono amici! Una volta... ti scioppiere, mi ti scioppi io e non un cellulare che ti faccio diventare a testa come un molone. Tutto acqua, vedo di fuori, ma acqua rincio, mulone, cara gioventù di oggi. Chattare, zappare, zappare. Ma la prima a zappare e mangi pomarora almeno. Ma che capisci? Va bene. Ma che una volta erano i tempi, quando niscemo, te barri, o saluno nei dontoni, o barri, te lucanni, a vivere vino. Chi erano i tempi? No, ora cellulare. Ora vi tu spasciate e ti lamenti, poi dici perché ti lamenti che hai l'urura in tuo stomaco, ci credi tutto bene che ti calavi, ma tu poi certe cose ne puoi capire, sei vecchio, le tecnologie canciaro, uno non c'è bisogno che ne esci da casa, tu sei arrestato ai tempi dell'epoca B. Io arrestavo i tempi dell'epoca B, meno male che ci sei tu dell'epoca A. Meno male Però non si sa quale epoca c'è, va bene? Ah, che ne sai tu ne altri dell'epoca B?
di femminetti che guardavano a re la messa. Ma la rugata, rira a tua nonna stai ridendo, camore. Buona armuzza mia moglie che era mica buona. Buono, Mi buono. la somma nuoscia. Buono, setti. Che ne sai quando ne è a ballare? Buono, setti, setti. Si rade di cannaluare, ne è un sono. E ci abbatteva una porta e ne facevano ciaseri, ne eravano cose dolci. Non se io. Ne eravano cose dolci, se non ne facevamo ciaseri. Con un corpo ci rompevamo lumi e attaccavamo turilla. Oppure ci preparavamo una sciddicata. Parapaffi, a sciddicata. E chi è? Tagliavamo due pali ficariniera. E mettevamo una sopra il naso e ci mettevamo quasi davanti alla porta. Quando chiedi che non ne facevano già essere imbriachi fitti che stavano bevuto il nostro vino, ne scevano. Mettevano per il sopra e un colo ci arrivava in testa, lo forti sciddicone. Mi capisti tu? Chi erano i tempi? No, come a voi altri, sapete solo Messaggiare. messaggiare è un altro verbo, chattare. Ma ne ce ne sapevamo di questa maniera, vogliamo di questa maniera, tutti brutti, babbi. Noi invece ci divertiamo navigando su internet. Navigando! Una volta si navigava per fare fortuna, che ne sai tu? Si pigliava nave, non si tornava più, non ci rimette a tua mamma. Ah mamma, t'ammazza mamma! Niente, non fui io, animali che c'è seruincia fuori. Sentimi a me, come mio fratello Sebastiano, che gli va all'Australia e tanto si confondiva che non torna più. Poveraci donna! Ma lo Sebastiano non venne qua una paio di anni fa. Vero, tu ci pensi? Quando perdivi all'aeroporto, tanto io ero scarto. Perdemmo all'aeroporto, mi telefonò a sera, stamattina, dice, Fatuzzo, domani sogno dopo, no? E io disse, come se ne ca Bastiano, con cui ti vieni a piglio? Con guidava, duscimo di tuo padre, meno male che qua ricco rivai, amici in questo mondo è povero rivai, ti si chiama. Chiamevi signor Caliddo e partemmo per l'aeroporto. Ma ero capanda bianca o capunto? Capunto già aveva. Arrivammo all'aeroporto, figlio di scali, io quando mai avevo aiuto, io pacchianare di scali che scendevano. Così brutti! Io per scendere scale a chianavano, ci dissero, sapete, sogno vivo, vieni io donne me. Tutta una volta, visti scendere a uno fino, da faccetta, come Sebastiano non t'ho ritratto. Non ce n'è ritratto. Guarda cos'azza fiducia da mamma. Ah no. Plebea. Moderami i termini, nonno. A me fratuzzo volevo. No. E io scendeva con una faccetta fina, non t'ho ritratto. Ci va un concio, un sito fino, due occhietti fini. Ci Sebastiano e ci direvi braccio corto. Il vecchio che parlava l'italiano mi diceva Cuario. Io ci dicevo Quario. C'era Gao. Cuario. Era dall'estate allora che viene? Sì, e poi mi diceva Come on you. Si aveva camuliato. Ci disse non sogno camuliato. Era ignorante. Ci disse cammina in ta macchina, non si camma in ta macchina e attaccò ancora a parlare. Mi diceva Where, uniemo, diceva. Ci diceva, o paese, ci dice un monumento, padre. Sì. Ci disse di marmo bianco, cucciato. Sì, io aveva. ci disse a contribuire, Sebastiano mi disse, no, io no, padre vivo. Ci disse, come padre morivo? No, padre vivo, mi diceva io. Come padre morivo? Quietto padre, ci disse io. Figlio nudo. Cammelo. E mio padre era Peppe, ci disse il signor Caliddo, ma chianta una frenata, torniamo in arreera, avevamo sbagliato Cristiano. Caruso. Grazie tanto poi. Ci vamo. Scende, ma mamma,
che non resisto più. Da trovammo poi a Sebastiano un cazzato nero, perché l'avevamo scordato, e questo fu il congiuramento. Su cose che potete combinare solo tu e me piace esperti per come siete. Ma Meno male che ci sei tu ora. A me sta generazione voyaggi, questo giallolare e che va a zappare senza avere il bumaroro. Mi pare a fine romunno. ah, ma quindi pure tu sapevi questa notizia? Quale notizia? Che fra qualche giorno il mondo finisce? Urisse di Maia. Come, il mondo finisce? Ma tu non sentisi questa notizia? Io non sento buono. Non sentisi sta notizia? Non sentivi, non sento buono. E qui turista a te? I Maia! Ah, sapevo io, e tu grida Maiara, babba sonazzo. Niente, non è vera sta notizia. Ma quale basta. Maiara? I Maia, un popolo antico, il cui calendario finisce il 21 dicembre 2012. Questo che anno è? 2012, ma a me finisce il 21, che non c'è chi ha il 21? Ma io dirissero che c'è a finire il mondo. Ottantia, finisce il 21. Ma io dirissero che finisce il 21. E a Niaggi che mi interessa, moremo Niaggi. Ma io dirissero che finisce il mondo. Ma non sentisi sta notizia? Basta stare in televisione tutto il giorno, una mattina, form, un giornale. Che c'è un giornale, te? Non credo mi è vero. Si usa il giornale. Si usa il il giornale. monumento a mio padre, a 92 anni io volevo cantare. Ho conciato, nonno, ho conciato. Ho conciato. Manco sai leggere. A russo. Allerta fine rumondo. Allerta fine rumondo. Ti dissi finisce il mondo. Allora, vero vieni? Io penso che è vero, si la farà predire che dati così millenari. Oh signore, Perché la ma cucca? e io che pensavo di campare e arrivare a 100 anni e superare un ricordi. Ma la sorte chi ebbi? Chi sta Ma tu sei sicuro? Perché si è sicuro io che a che capriccello mi volesse passare prima? Io non penso che è sicuro, però l'antichità mi scanto. Ma allora poi moriremo tutti. Capace che moriamo tutti, pure io. La vostra generazione A. Mi arriveremo B. A dove essere tutti, chance unti siamo. Io spero più tanto possibile, la minetta, Eterno non c'è nudo, va dinne. mi si gira questo malocchio. Un mondo finisce. Oh signore, un mondo finisce. E io che mai sucata sarda una vita. Che hanno annescato scuro per sparagnare. Che hanno a scroccare caffè per non pagare. Che hanno a mangiare sacre per non cucinare. Che hanno allordava a cucina sera per sparagnare. Non ci voglio credere. I sorditti. Quanto chiama a me con mare Rosida? Chi dai le pettegole sa per tutte cose, ma non ci riciti che ci dico pettegola. Con mare Rosida! Oh, con mare Rosida! Ne sempre che attenta al rapporto, stamattina non c'è. Con mare Rosida, usaccio che siete al rapporto che attentate, gran maleducata. Chi volete, Masciuntani? Come vai, assetto? Niente, già sidi. Ma che c'è? Chi sto girando? No, niente, non morivi! Ti stavo a domandare! Vivo ancora sogno! Io che disturbeggio! Un stomaco conciato! Un naso tutto fritto! sempre bello fresco! Mai quanto a voyaggi! Che ora vai a domandare una cosa importante per la mia vita! Amico di dire tutti i cosi, perché a me mi contano, sapi, tutto di tutti. Oh, Siccome a lingua tengo sempre a posto. lave tanta, a lingua! Dicevo io, niente avete novità stamattina! Ma che vuole sapere di preciso? Che amore, me ne puti per giocchioliava chi? 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 Non voglio dire! Ma che cosa? Chi? Oh, bella maci, carusi, bella maci, chi? Ma no che sono malato io! Chi? Chi? Ah, Masciuntani! Chi mi va a domandare? Oh, bella maci, carusi, ma che cosa vuoi sapere? Chi?
Sentisse una cosa. Chi finisce il mondo non ci volevo dire. Io, Mascio Antonio, c'è dire Non una ci dici cosetta. niente a menoro. Ti voglio dire una cosetta. Sì, Una già. cosetta c'è dire. Chi? Io, che cosa? A sentivi dire. Però non ci volessi a credere come fossi. Allora vero che moremo. Gioia mia, bello nome caro, sai che ci dico? Ah. Sì, moremo. Nell'ama a spassare, da Guarda. mandare a bella vita. A E bella poi, vita. cu vola a Cristo, mi supreia e mi suciata. Vero che se moremo ramo una bella vita. Una non bella parete. vita. A 92 anni ma posso dire solo un po' E ti film a aggiornare bella sto vita. bollettino così ci faccio sapere se è vera sta notizia, va bene? Perché sappi com'è? Da sto paese ci può essere chi sciarra, chi fuitina, chi cornetto, Ma neanche non mi interessa il corno, mi interessa. ma un bollettino leggiornario. Sì, se lei- non mu campo tutto il giorno. A me che mi interessa come campa lei, io voglio sapere se campo io. E allora proprio picchissimo andiamo a dare a bella vita. Sfardamonilli sti quattro sudditti che avevamo salvato apposta. A bella vita, datemi voi oggi a E bella allora vita. vinni vai Lo state subito. simpatici a me, io ti vinni a bella vita. To film ma sciogliando a bella vita, ma guardo. E se poi capissi Nino! Lucia! Sta casa, quando ci sono servizi a rifare, non si ricampa nudo. Mi vengono solo a domandare i soldi. Nino! Lucia! Guarda cane. Si ricampa, caro, su primo di tutti. Chi oggi non si mangia? Luna vieni, luna non si mangia, in sta casa non si mangia. Ah, facciamo sciopero da fame come a Pannella. Solo che a me non mi telefona Presidente della Repubblica per dirmi mi si bevi l'acqua e mi si bevi l'aranciata, cara No, mia. Mi sta telefono faccio eterno se io non mangio e voglio arrivare a 110 anni prima di morire. Si passa meglio, si passa passare. Poi non è manco un menziorno. Io non capivi. Non Ma è- che ci posso fare un serre campanudo? Non è menziono, viene l'una, io sono abituato a mangiare a menziono un punto, e a avere bene sotto tavolo, mia moglieretta, a cui mi insegnò a me, Perché non ti ha messo nipoti? Che non si ricampano. che ci posso fare io? Si ricampa. Sono malato, ora c'è un pa. Se. Dammi per a me. Nino, Lucia. Sono contento che se c'è un pa, tu fai pure un pa, e Sì, papà sì. tutti, Pa e P. pa, Sempre una vita con Bassè. sempre una vita con te, con Sazzalotto. Lamentiti, si può stare buono, lamentiti. Mi sfardaschi da cona. Ti ma sei tutto di mano. Basta! Mi sfardaschi da cona. Ancora. nonno? Ma Tua non mamma. fate. Un nembo a sciupace. Un nembo a Aiam. sciupace. Sempre l'ultimo, Eni. 10 minuti e arrivo. Passano ore. Secondo me ha un fuso orario. Cioè, se va a cattere uno di oggi qua non ci sono, cioè ci... Corvo che A me stanno. non... A me lo sapi che ora è essere campa presto. Mi volete fare morire prima roppa? Sogno. Ah, sta a ricampare alla buon'ora. Carricampasta alla buon'ora. Me la sta stampando di tua moglie. Si mangia da cona, si mangia. Perché piatte plastica? Lei chiamava chi l'ha visto perché me ne sta stretta a mangiare. Quelli che... Ah, Tanto Caincia io lavo, io stiro. arreggio. Sempre una vita Caincia. Aiamma. No, chi sto no? Lausa. Aiamma. Manco un tavolino buono. Bella sta pasta. Anticchia ci sciga. Sta Dammi Aiamma. antiche acqua.
E che fece moltiplicò come pisci Metti la e come pane. Casomai si sticco figlio bello. Casomai. No, ma mangiai già. Ma mangiai. Ma tieni, fugati, Drago, fugati. Fuochi da mio figlio! Fuochi di tu! Grande pigli! E mi lo sputa, che schifo, mi lo sputa. A una certa età chi studia i renti non posso aiutare! Mi levi i renti! Avanti. No, mi mangia. Tu dopo mangi. uno hanno cattato da un anni per sparagnare. E qua, a tirchieria. A tirchieria! Un sparagno! Che gran sparagno! Mancia, buon pranzo. Buon pranzo. Opa, Oh gioia! ma quando si la vuoi per l'ultima volta? Oh, gioia! Porta. Mi lavevi per Pasqua, ora di Natale lavamo! Ma Nino, metti la A porta. porta! Mi sto rubando per mangiare. Nino, va dalla porta. E Manca, cominciamo a mangiare. Ci fumetto chi ha con Marino papà. ma la rugata! Ma con Mario papà! Ma la rugata! Sì. Adesso, buongiorno a tutti. Precisa. Stiamo mangiando? No, no, cagando! Opa! Opa! Che c'è? Mi si sta cemuto, pa. Mi stavamo mangiando! Mari. No, Mi sta vedi? stretta qua, mi sta stretta. Quello che facevo! Ah! Mi sta già attento per i miei paggi, però. Vedete a culo per... Ah! Sai! Tu t'aspetti per favore. Me l'assetto, sì. Caucio. Settiti. Ca! Dopo, affugati. Con Mari. Mangiato? No, veramente ancora no. Piccato! A non che mi bevevo un bicchiere di vino, lo stomaco vacante, non vino rogno, mi beveva una collituccia rosa. Opa! Mi domandato il risarcimento danni, un di pigli soldi, un per i malati. Dopo c'è poi, pa. Stiamo a affogare. Buona sta pasta, guarda. Con Mari, mi non sentisse a me paggi. Mi si mangiasse anche cosa qua. Chi si mangia? Ci faccio no! Non c'è bisogno che Che tu fai. triolo! Ca! Ce la porto io. Ora E tu. io pago, e io pago. Mangiassi con mare. Aspetta, Opa! colesterolo! E ne fottono colesterolo! Smettere, forse. Non ti preoccupare, che servo io. Mi vanno morto, mi vanno! Ca! C'è Per basta! favore, pa. Poi Basta, scusi io. Ma vuoi invitare chi sta lo stomaco? Allora Io a brucetta all'orda, troppo colata! Faccio giù, L'acqua qua sfarda! Non ce la faccio giù. Mi fanno venire a fallimento! Complimenti alla cuoca, tutto buonissimo. Chi mi A sto soldi? prezzo, vi pare? Brava a menore, a panna a panna! Con Mari. Mi dicesti una cosa. Ma voi che sapete tutte cose. Ma era amore. Ce n'è novità a sto paese. Ma tu mi dire una cosa perché devi stare a aspettare il gioco però. Perché te la Si mangia a aspettava tu? tavola, si mangia a tavola. E c'era aspettata tu già. Cade, rompo il collo qua, vicino a me. Oh, veramente. Sogno un'anticchia preoccupata. E che fu con Mari? Non para, la fame non ci passò, minchia, guarda quanto mangia. Mari con Mari. Ma problemi di salute, avete che cosa? Altissime! Guarda che fiduso, caro. Io ho fiducia lavandera! Fiduso. Comunque, vi stavo dicendo, sogno preoccupata. Che fuori? Sogno un'anticchia scantata. Attenzione, attenzione! Ma che succedeva? Allora C'è ti un avete che mordi mortale! non so come ve le dire, ma non Sta- riguarda solo a mio. Che fai? State male? Vi succede qualche cosa? Carosi, i divini da banna che chi si discussione nei danni. Che sta succedendo? E vatti gioia da mia, banna, vattene tu. da banna. Lucia, accompagna A tua dimmi sorella. da banna, Pensa prima che figli fata. veramente. Senti, Ma a dimmi da linea. banna. Manteniamo a linea. Accompagna tua sorella, Nino. Nino da bagno. Guarda, mangiando. Senti, cacci su discussione nei danni da fare, forza. Ma dimmi da banna, chi ti Cosa manca mia? mangiare a te? Ma mangiamo, Ma vedi mangiare. i cosci che potremmo fare un prosciutto e ne potremmo vincere? Senti, Cacciare le Riccardo. prosciutta di Parma. Ah. Quindi io sacci male. Avanti, con Mari. Sentiamo sta cosa, che succede? Non so come me le dire. E non rigitti.
Così gravi, che succede? Cacchi mortali di tagliare. Allora, Basta di mangiare, pa. Hai fame! Guiaci l'hai visto assente da cacchibanna già. No. Basta, pure che coppo sì. Sì, Il 21 dicembre moriamo tutti. a novità. Ma non ancora si intera chi era sto argomento importante. Va a finire un mondo. Ma veramente ci credete? Una emancipata come a lei? Tutta fina, tutta delicata, tutta acculturata, ci crede a ste cose. È buono, tanto per me non cancia niente. Guarda, io a chi sarà Ho morire ora, ho Guardi da 92 anni e 3 mesi. Ho morire una Io mi do da pararanni. panna. Chi mi cancia? A me non moremo compagnia, che dici tu, altri? Commari, ma... Allora, moricite sto fatto. Come? Compadre, sì. Un 21 dicembre moriamo tutti. Vero? Guiaci, sapete Peccato. come sogno? A me mi piace stare su internet. Ci hanno posto? Mi piace whatsappare. Ci hanno posto? Mi piace chattare. Mi mandano sopra spandera sedia. In pratica, navigando su internet. Oh, ma i tarantoli in 3 anni. Ma stai, mi davi piatto, pa. Sì, mi Andiamo piace. posto. Ora si usa di quasette fatti di tarantoli. Ma Navigando su internet, insomma. navigando. Chi sa che sto a barca? Opa! Lei è ignorante però, Io ignorante io! La mannata di terz'ordine! Navigare Per su favore, internet. fai stare zitto tuo padre. Computer, mannino. A così diventa più babbeto figlio. Allora, vi Adesso, dicevo molone. che navigando su internet ho letto molte Basta di mangiarla, informazioni. sì. Ma che mi mangiate? Non cattaste come mangiare? Ma Non fa cattaste? schifo. Navigando su internet ho letto molte informazioni riguardanti la fine del mondo predetta dai Maya. Sì, rimaiare. Allora, Ma mai a scantare più davvero, Commari? Cammina una volta si lo sapete che feci per non fare mangiare impreparata? No. Ora vi faccio avviare. Su ciò vi faccio avviare. E che è sto coso? Chi è sto cosa? Chi viene? Io non vedo, che facete? Aereo. Solo andata, destinazione Australia. Ah, buono, a me non vi levate qua. Mi venite a mangiare. Almeno mi godo questi 4 giorni che arrestaro. Ma decidimi una cosa, Commari, non va finite? Vostro marito non travaglia. Voi manco. Come papaiate sta vacanza? Compare, manco piace mi pariti. Io va a banca, ci mettevi in faccia a casa e mi mettevi belli soldi. Tanto dopo il 21 non mi viene una cecco, ciò. Ci mettiste in faccia a casa? Buono ci cammina la testa, buono, va. Chiuso se ci cammina. Mi passa la fame. Ci metti in faccia a casa. A Vedete? cretina, a cucciala a segana. Ma mangio. Ma siamo sicuri, è per davvero? Compare, sicuro il 1000 per 1000. Sicura 1000 per 1000 sulla morte c'è. Ma? Ah, A me è per... Sicuro. No, a morte. niente, diceva. No, a morte. Cosa nostra, va tenere a banda tu. Senti Gioia, quando ci sitto menzo tu, fatti chiudere. Quando ci sitto menzo tu, su pure a fare me. Eccola, Capisti? brava. T'ha rubato a mio figlio una volta che Era a non me che fare sei me. troppo incecante, va tenere a banda. Ci canti io! Ma fi smettila, va! No. Tu piuttosto ti rissi fatti chiudere. Io Ah. ci canti. Gioia la mia vita. Non mi fecero mangiare. Porta sto pasta da Pare che panna. ci ha rubato le cane, pa. Dopo mi rinno a volo ce l'hanno a dare le cane. No, Basta mangiare. mi bevo antiche acqua che ha diabete, macchiano. Non sentivo che dissi che finisce un munno. E io ti dico a me che mi interessa. O morire ora, o morire Io na... da 3 mesi non ci cancia niente. Ma Basta aveva che a dire muore. un posto là, bello, bello. Dai, aveva a dire tutti, eterno Come non ci so, arresta come sto so. mondo. E poi ora sentiste che finisce il mondo, figlio. Nave tempi, curino.
Minuzzo mi figli scantare, figlia me. Basta, Sì, non ti basta. canti tu. Te ne vuoi ir da banna o no? La dinna da banna, con sazza fiducia. Lasciami stare in pace a me e a mio figlio. Certo, cusazza fitusa. Voi gente, Lo puoi dire forte! Tu Ma non dai! eri cosa di essere in tale Ah, mi sta aspettando, torniamo nel nuovo posto. Ma attento per Battazzi, una chi donna! ho di professione è stato sempre benestante. Magari in Bologna! Certo. Sono Bologna, figlio! Ora basta di sfoggiare sto origine nobile del casato. No, non ce l'hai a dire! Mi mangio una donna! Basta, vero? No, la paga! Difendilo sempre a tuo padre. Vattene da banna, figlia. vattene Meglio, da Eni, banna. vada. Difendilo sempre. Che tu che avevamo si mangiò tutto! Che ora la mangiare! Qui è che mi pizziconia! Ma tu capisti? E un è finero! La televisione non può Se morire. nero! Perché si scantano. Qui è che parla! Sì, mi piace molto. Fammi un bacio. Si è spuntato mogliere. Una banna è muta, ed è sordo, ne ho. No, si è spuntato mogliere. Chi è sta porcaria? In tame casa! Sta porcaria! Sette di qua! Lei, la mannara! Mi si messa a sua casa e mi non sorta a mio figlio! Sta Io ci porcaria- vengo a buttare notizia. Io ho notizia già! Comunque, io personalmente vi consiglio, goditevi questi 4 giorni che potete, perché gripiamo e lei vi primo. Corna! Mi dimetto che poggio a te e a tuo marito puro! Chi c'è, ma gioia? Perciò mi festicoso padre. Io che hai un murmuriato all'auce, tu ora festicoso a me, perciò, non ti piace più tua moglie, è buono, spassetti là, pure io che cadricetto mi passevo, cose che capitano sono a tutti. Ora è qui, a 92 anni, a bella vita, ma Basta, speriamo. pa. Chi c'è, Gioia? Mi viene una bella A pensata. te la pensata? Chi da No, che pensata? Visto che No. c'è a fine rumunno. Ma cammina a figlio grille? Ah, è sicuro che moremo. Come sicuro? Niato, sapete che avessimo a fare? Che avessimo a dire a pigliare di 4 soldi apposta? Di 4 soldi a posta? No! Come no? Che foi? No, niente, ma a pigliare di 4 soldi apposta. No! Ci unciamo che ti dai mia. E sti 4 giorni che campiamo ne spassiamo almeno, no? E tu, un l'hai, Gioia, Due solo libretto sono. apposta di qui. E sono i nostri, tutti e due. sono. I nostri ancora sono i miei fino a quando io l'occhio da puti e a testa che mi cammina. No, ma soldi non se ne tocca. un'altra cosa, visto che si avvicina Natale, noi altri potremmo festeggiare sto Natale. Sì, e se non ci arriviamo con 21 rinno i Maiara che finisce. Ah, ma stai allora è babbo, papà. A babbo a tuo padre? Certo. Sì, ma non ci arriviamo 25. Noi altri anticipiamo e festeggiamo prima. Vero, Iene? Bella pensata. questa. Almeno se moremo contenti. Speriamo di no, ma moremmo contenti. Che dici? Chiama Laura e ci dice. Ma sei sicuro come... Qui è che batta sto orario? Mi giovane in disabilità, metti una gamma sopra da seggia e mi sono una visita con ciolla. Avanti, avanti. Avanti, porta aperta per chi porta, chi non porta vada porta, non ci penso più. Buonasera, Tu sono stillallero. Buonasera signora, quanto è bella! Qui è stillallero. La sorella di Lucia lei. Non l'hai conosciuto. Qui è ne sta signora. Me cummari, io mai metto cummari. Me cummari. Ah, so Può cummari. girare Lucia, Picchi Lucia si maritocca. zita, pa. La futura soggera, non allarghiamo che cose. Buonasera. E qui è stillallero. Zitto, sì. Ah, zitto, vieni avanti quanto Dio. Fai sapere che l'hai malato. No. Che bello, stai? C'è certo posto? magari viene, Come ti chiami, uomo?
Lucia. Ah, Lucia, Lucia. Fabrizio mi chiama. Fabrizio, che nome scongiuruto. Lucia, passa a cabana, Lucia. Aspetta che vediamo. Quando avete figlio, c'è da mettere i peppi come a mio figlio. Ha non camminato un valore al Chiama fatto. Lucia. Tu piccialucca. Chiama Lucia. Vado. Accomodatevi, comare. Vedremo. Nel frattempo io Ve mi la chiamo avanti. Bene. Fatta Mi si accomoda. Dove sei? Mi si accomoda. Fabrizio. Minuto di becciamo i Carusi. Basta. c'era. Toppici stu mango, non toppici. Che fa la figura, Carusi, mi facci fare. Fabrizio. Fabrizio, no Fabrizio. Fabrizio, pare che la fede. Ma non Fabrizio. c'eravamo un punto, mi dicesse. Perché stai chiamando a cavalcioni? Malarugato sei. Scusate. I cause sciacciate. Non ci fanno, sono le musinanti. Papà, mi sta Eppure simulando. senza guasette per sparagnare, di bere lavare scotti. E da camicia come lave, senza colletto. Ma come porti amico? Ah, mi si sta simulando la mano. Amore. Ehi. Fino a quando campo io corno a me casa non andiamo a fare nudo. Campo, tu sei di Papà, ma casa. che mi disuni? Senti Stiamo di- solo salutando. Usate di camminare lontano. Senti che parla. Ah, Compare! Ma siete veramente arretrato? Scusate, si burico. Ma così stassero facendo cosa vedisti tu picciuttetti? Ma ci pare che ce ne scippavano un muscetto? Voleva bene se dopo il tuo campava. Ce ne sceppavano un mussetto. Ma era solo un bacetto che ne stiamo dando, Una tua mamma bacetto. un bacetto, vieni qua Fabrizio, vieni qua. Avvicinate. Diceva un proverbio antico, a picca un monaco si inficca, e troppo che ne facevano le altre, i cosi sempre di cavalera sanno fatto. E troppo a tippuzzo non mettiamo per il monumento sopra come e noi pensi queste cose, tu le pensare, si scrive proprio si inficca, ma dove messo? Oh, ma ora basta, volete capire che siamo in 2012, nanto medioevo. Siamo un 2012, c'ha più davvero. Io parlo picchiaio di parlare. Ma io pensai una cosa. Sì. Perché questi due non si maritano? A me li levavano per il. Giusto, maritati, un modo che ci vuole. Come? Prima diceva sempre che io devo trovare un posto fisso, la figlia va a finire di studiare e ora mi dici che sanno a maritare. Ma comare, per me i problemi non ce n'è, sapete? Io e pure mio marito fossimo d'accordo. Ma certo che volete, un tempo ci vuole. Un tempo non ce n'è più. Poi. No, mio padre voleva dire che si scanta che muore perché ne vecchio e non ci arriva a vedere la sua nipote maritata. Vero, mi moro. Vi scappa il rosso. Lavatemi bene se moro. Poi vi spiego. Carusi, comare, la va a scusare. Volendo se ne potessero. Volendo se ne potessero fuiri. Ma che dici? Cenno! Sparagnasimo tanti soldi. Comare, lasciatelo stare. Fuiri. Come oggi si più troppo vino a tavola. Ma non mai, manca Giustamente basta. sparla. Via! Ce ne andiamo. Comare, Ce ne andiamo. passiamo da panna. Così Carusi stanno guardando la figlia. Passiamo da panna, Carusi. Va bene. E senti, d'arregiato. Stai attento a tua Andiamo in da figlia. panna, comare. Lucia, Fabrizio. Opa. E fare intoppare. Pace a fare intoppare. Manda qualcuno a guardare che fanno. Niente, pa, mi si calma ora antica, pa. Sì, Gioia, chi mi dire? Lo sapevi che ne altri che avessimo a fare? Chi mi ha fatto? I smavirri che fanno a me un cuore mi fa Basta! Avessimo a organizzare una bella festa. arredo. No, prima di Natale. A così mi comare resta con la capetta. Vero, ma che brutta. Mi si sta Curta, mala calata. Lo sapevi che facciamo? E tu Caruso non mi piace, ma si piace non Ci piace la idea, lo sapevi che facciamo? Sì. Avessimo a dire apposta. No, apposta no. Perché non c'ho l'ira apposta? Perché così scanta? Mi scanto, rinuncio, io mai rinuncio, apposta no.
non si pare, non posso vendermi loro nei peri. No, ma avevo solo allora a pigliare soldi. Ah, io solo si tirunano, vai. Come ronano? Si tirunano, le trovare prima dove sono. Non ne lavo il libretto, me ne esce solo il libretto. Non ne esce niente. Pa, me ne esce solo il libretto, pa. Non ne hai niente. Non ne lavo il libretto. Non ne hai niente. Vieni sicuro che non ne lavo niente. Sicuro che non ne hai niente. Non ne ho il libretto, pa. Non hai un libretto. Non ne ho il libretto. Non hai un libretto. Non ne. Non hai un libretto. Non ho il libretto. Non hai un libretto. Ora Torogno. Avanti. Ora vai a piglio. Va bene, io aspetto qua. Minuto. E un'altra cosa pensai. Che Visto cosa? che moremo a 25 o 21, Ah. perché non organizziamo un pranzo per 20? Un pranzo per 20? Sì. Non ne avevamo detto 21, no, 21 moremo. O 20 ne organizziamo un pranzo. Vero, ne abbiamo addobbati. Invitiamo a tutti Sì. e basta, almeno ci comunichiamo pure a me, con moglie. Sì, La chiamo? sì, ma i soldi li lasciamo stare che fruttifugano. E se moremo? Ah, vero, vieni. Poi vedremo, chiama a tua moglie che amore. Ma la Rosa! Oh, che c'è? Niente, un minuto, che premura! E chiama pure Carusi. Carusi? Ma che sa, giocare marito? Vi volevo comunicare una bella notizia. Che succede? Siccome Senti, stanno comare, senti. facciamo 30 anni di matrimonio. Già, ai 100 anni mi rompevo quando cottia. No, c'è come passo tempo, caro. Chiave 100 anni che ti sopporto, che ti ha come a vestire la testa veri, che ti venisce pure. Basta! Mi mangiò una colla mi mangiò signore. Siccome avete si 30 intende. anni di felice vita coniugale, Felice. mio padre ci venne in mente Qui è che mi scippa busso. mio padre ci venne in mente di organizzare una bella festa A me mi viene in e mente. di pagare una bella vacanza. No, quale vacanza? Sì, la vacanza. Vero, la vacanza. Grazie, nonno, grazie. Che bello regalo, che mi piacissimo. Ringraziato Padre Eterno che fa la vacanza. A me si piace i partiti. Cosa mi interessa? A 3.000 euro l'uno, assai mi mettono. Mare, non è che non mi interessa. Visto che ne oggi partiamo 22, 23 100.000 euro. e per Natale non potremo mangiare assieme, mio padre, sempre io, Paureggio, disse che potessimo mangiare ogni 20 tutti insieme e poi ne prepariamo le valigie e partiamo. Sempre se siete d'accordo, non è che... Sì, va bene. Io sogno racconto. Certo, mi pare un'antichità Ma scongiurata. scusate, io dovessi passare il Natale lontano dalle mie fidanzate? E da tutto assieme poi se. No, che c'entra? Grazie, nonno. Metti gioia, mi fai io un viaggio Voi per vedete dire che da. Prego, gioia. Così che capisci. Capisci tante cose, a dove c'è 15 poi. Mia moglie, ma tu Bacio, non stiamo soli per Natali. Che fai? Te ne vai, ne lasti soli? Che avevo un altro figlio. E buono, mi metti pure un viaggio. Mi fai pure io un viaggio. Che bello! Viaggio mobili. Ma io avevo pigliata i turchi. Buono figlia, tu non sei mai contenta però? E se non ne faccio un regalo ti lamenti perché non ti Ora faccio che un mi regalo? faccio bello mobili, mobiliati. Ti vi ripigliato dei turchi? Ma certo, che vince la sisola. Ne la va a portare pure a Ido. Io voglio vendere pure, cazzo. Non voglio acquistare. No, quello succo. Mi buttare sto cadavere appresso. Panterrera, yamma, cara Isa. Peggio. Perciò che intenzioni hai? Allora facciamo così, andiamo a pigliare questi benedetti soldi, ora ci chiamiamo. No, i soldi apposta non potrà essere. Sì, ora ci chiamiamo a Teresa e vedremo se è aperta e se lave per tutti i soldi dell'altro. Chiudi i porti. Vabbè. Ora ti insegno un Mi itinerario. Pronto? Qui è Teresa Rapo. Teresa. Io ora manno, vengo io. Aspettini, cantava la canzone. Tieni, chiudi stu cosa. Che poi manco bottona
Come ne aveva bottona, va? Gioia, questi sono i sparagneri della vita. Vieni qua, contamoli. Avanti, parli. No! 5 e 5 reci. Sono 60 euro. 60.000 euro. 1000 euro. E c'è un libretto, un sacchetta iaio. Che facevi? Mi a pigliare? Andiamola a pigliare, sì. Non ti sordo avanti. Una vita di sparagni. Vai a mettere un vestito, non posso venire a così a posto. Non c'è la posta a stuola, Moninni. Ma voi altri sicuri siete? Non è come uno non finisce, io resto scausa e pidderina presso a banna e caiamma vacante un capitale. Aspetta, prima che chiama posta, piglia di bullette sopra la mensola. Ma quale bollette? Chi sti? Sì, prendele che le dobbiamo andare a pagare. Ma allora ne pazzo a Seon? Perché sono pazzo? Cava a pagare, Le bullette. Ma se muriamo io anno 21. Ah, vero, ne paghiamo. Ti pago io, vanno da capa. L'acqua. Oh, La luce. oh, La spazzatura. oh, L'arretrato della spazzatura. oh, L'acqua nuova che mi hanno comune. oh. Basta, che impressione mi faccio. Sciazza lontana La volta. soddisfazione, va. Ah. Ammucciamoli che a caruno mi roba. No, va. Tale un immuccio. Muto tu, non ti preoccupare. Ci diciamo che hai l'arteria. Perciò sicuri siamo che sto mondo finisce. Così Io arrivo va. sotto un ponte finisce invece Don Monte, Toni. va. Ma buona vita, arrivederci. Ma quello aveva a dire che io a 92 anni avevo a dire la fine del mondo. Io che a fine del mondo l'avevo vista più davvero. Da Montepulciano, quando gli americani, che i tedeschi si ammazzavano, io, povero esule, ma pagare a inficunare in una soffitta, in una chiesa. Quello aveva a dire che aveva arrivato a 92 anni e vedere la fine del mondo. Ma resta l'unica consolazione, che morremo tutti assieme e niemo. Non resta manco da cosa l'aria rinnia nuora. Un mese andava a venere, che mi rubò a mio figlio, mi rubò. Ci scoprivo così le sue 3 cose fondamentali: mangiare buono, vestire buono e furriare. E così si udò a mio figlio. E meno male che mio figlio mi aveva stato tanto babbo, per il soprafaccio non se ne ha fatto mettere nudo. Eppure non le vuoi, mio figlio, non le vuoi. Che voleva a dire che ne avevo mazziccata una cosa tinta richita in nostra casa, che brivogna che fui. Mi mettevo vestito per essere pronto per l'ultimo viaggio. All'ultimo mi metteranno una cravatta e un fazzoletto in testa, ma ancora nudo si ricampa. Sono i 5, non si ricampa nudo, sono 5. Speriamo solo che San Pietro quando arriva, io paradiso si intende, e menore Antonferno, e a vagliettare sangue di 100 anni che mi aveva fatto fare malavita. Mormoria, sempre che mormoria Ma stai muore, mormoriando. Me la sei, i pantofoli russi, ti piacciono? Sì, non c'ho malocchio, mi sta stetta antichetta, figlio. Per l'ultimo viaggio. L'ultimo E viaggio. dimmi, non si ricampa ancora
l'ultimo viaggio. Ora arrivano, ma ancora vieni presto. Mi posso aspettare o no? Sì, mi sa setta. Ormai il capitale finito. Non è vero, ancora là che sto detto, è che 10 euro ci arrestarono, dai. Come no? Come non mi arrestano niente, l'occhio piccianci. Mara Rosa! Mara Rosa! Chiama tua moglie. Che malo tempo, quando io ero tutte cose, Carusi. Minchioni che malo tempo stasera. Che malo tempo. Buono, va. Che fa? Si scatena che malo tempo? No, non mi scantano malo tempo, non te ne incaricare. Bravo. Quando piglia cannina, la cannalora e addumo. Anzi no, un panuzzo di Sambrasi. Ma lascia stare la cannalora e Sambrasi, se posto che una genticchia vedere. Per forza tutte cose, canente ci vado stasera. Ma che dici? A cui? Niente, dico, a Sambrasi, lascialo stare al suo posto. Se non tu ami C'è malo tempo. I carusi ne so. I carusi ne so. Ora vecchiamo, ora Vai a vecchiamo. chiamare. Ora vecchiamo. Il male vecchiai. Quello aveva a dire che aveva a morire questi picciottini. Vai, avevi 92 anni. E io volevo arrivare a 100. Megno. Ma dalla sta porta, tu Sempre no. io a fare cose, E tu sei alla... Accomodatevi. Oh, buonasera. Susi, ti fa. Come mi susso, come mi susso. Che eleganza. Sempre più bella, ma glielo dico sempre. Vedo Fabriziuzzo. E qui vieni visto. Fabrizio. Fabrizio, bravo Fabrizio. E questo qui viene. Compare. Un compare. S'assittassi. Che fare? Aspettare. Non ci basta quanto ce n'è aspettato. No. S'assittassi, la seggia qua, s'assittassi. E non poteva dire più chiaro. Carissimo compare, io ultimamente io stato male, è stato in depressione. A pensione. E non, scusa, non se ne aveva avuto in pensione ancora. Che cosa? Imputazione, rinnovo? No, stavolta basta, come vieni. Ci dica a tutti insieme, vanno a fanculo. Pensioni. A pensione, non picciolino, mi se non criolai a cantare io a chi? No. Si cantiamo, no? Sì. Andiamo a cantare. Io a pensione già avevo un pezzo capiglio, però sai, conosci i ferrovieri, mori ferrovieri. Ma come ne questo? È mezzo sordo. Senti lei. Ah, così. Così va. Con imparentiamo mio figlio. E chiama Carusi. Facciamo E Carusi. chiama Carusi e dicesse qualche cosa. Che faccio giorno per cantare? Ora, ci dico una cosa, io ultimamente, la mattina, usavo a che ora mi suso? No. Troppo presto. Non riesco più a pigliare i soldi. Manco io e faccio. No, io e ci pare che hai pure 100 cule, non mi addormisco più. E mi senti pure a chi sta qua, chi sta lamenta. E certo che mi lamento. Ti su sei mattina. Comincia a fare i rumori. Si adduma pure la luce. E si face pure un caffè. Sì, e tu porti un toiletto caffè. E facci mattina. È buono, si accetta il pensiero. Che dici che ragione che pere? No, quale pere, come tu vuoi pere, si accetta il pensiero. Un pensiero. Sì, capivi. È vero proverbio. La valvola rossa. Ebbene porci e limosine parrini. Ora, ci conto una cosa. Sì. Io, come travaglio, erano bravo, tu sai. A voglia. Stava a furare, chi sapeva tutti gli orari di treni. Quando arrivavano, quando battevano, tutti stava a furare. Che tanti volte un mio amico mi telefonava e mi domandava, ma usano i romani, arriva o non arriva presto o in ritardo, capivo quanto era bravo. Bravo. Chi dissi? Niente, non capivi. Manco io. Ma con io mi impari a Basta ora. basta. Viene sordo tanto. Sordo vieni. Ma E dicessi, avevi fratelli, sorelle. Mischina aveva una sora Monica, pure un convento. E dicessi, sordi nella sorda. basta con questi Ma soldi. quale sempre soldi, guarda? pensa la sera. No, domani. Cose. Cui? Coi monici ci mangiano. Passa, Lucia. Ah, brava. Come devi fare? Ma calli di sta gonna tu. Calli da gonna tu. Hai un problema antissimo. Non sembra
Ci siamo tutti ora? Sì, caccia. Contamone. Sì, ci siamo tutti. Tu, Mala Rosa, piglia i dolcini. Subito. Anticchiare il liquore, piglialo pure. No, no. Ora vi dedichi il limoncello. Tu che ne portaro. mi senteva. Grazie. No, hai anticchiato il zucchero, non ne posso mangiare. Amore. No, va, un'anticchia. A linea. Un'anticchia. C'è Si sente male, va. Dammene uno. E siccome questo limoncello è buono di fora, Forza. brindisi faccio per Manora, Camora. gentile. Vedi che gentile mi pare. Grazie. Mettimi in una santicchia. Basta, va. No, un altro brindisi. Un altro brindisi. Racillo un'altra anticchia, poveraccio. Voglio fare un altro brindisi. E siccome sto limoncello ha un bello colore, mo viva faccia rumerittori. Ah, Chi c'è? basta ora, aspetta No, te. un limoncello faccia merittori. Allora, ogni buono con le moncello, mo posa. No, buono, era mille una salarmita. Basta. È buono, pare che troppo io lo Accomodatevi tutti. Ma la Rosa, assettiti. Oh, sì, subito. Non offre di limoncello. E ora passiamo al momento dei regali. Prima di tutto vedremo che cominciamo un meiennero. E chi avevi tu? Grazie. Ma che tappo. Un fermagravati, grazie signor Un brillantino Papa. c'è, un Che bello. Ma io non ho cravato. I mescaragni. Diremo. No, un regalo mi fecero. Due gemelli. Come gemelli? Che belli di oro. Aspettate. E a chi servono? Disgraziato, prima avevi sparato un caripino e ora ci cantati tutti e due. Belli. Non si doveva disturbare, guarda. Gentilissimo. Non mi aveva disturbato, vero? Mi sa sempre. Adoro. Oh, va, voi che restare contenti, va. E io pure contenta a restare che per Dio capitale mi sono Ora. salta una famiglia. Che bello. No. Me la Passiamo mandate a me compari. Ama a fare? Ama a campare? E picca visto mamma. Compare! compare. Chi ci ha regalò? No, state settato. Minchione un bracciale. Scusate. Guardate che bello, Marco si era l'ozzo. Come mi avessi stato buono a me? Ma è bellissimo. Madre mia, Gli stuccani a me compare. Grazie, compare. Scusate, Nonno. quanto vi ho chiesto. Fermo, tu ne sai tanti posti. Ma che sapete? Vediamo cos'è. Mirembo chi ci ha regalato. Di ore brillanti. Moro, che sono belli. Purissimo Ma che stava con capello. Ma vi siete disturbato, compare? Ma manco mio marito me l'aveva fatto un regalo. Non si poteva fare monopolio. Che emozione. Ora. Mamma, io si Disgraziato. Passiamo a Nino. Disgraziato. Morti di fame. Chi ci ha Che regalato? regalo. Un cellulare, no! Un cellulare! Mamma! E di ultima generazione. Vista! Di essere chi sta l'ultima generazione. E tu quant'avi che ti intendi di telefoni, nonno? Quantavi chi frate un gottia, bestia. A me che cosa ha insegnato? Ora. Lalle. Picca un boccattato. Ora, pure a me figlia, te. Un brillantino. No, Gioia, è un brillante, no brillantino. Va. Come non brillanti? Ma chi si la vuole regalare? Appunto, tu avevi detto che chi si ci attoccozito. E tu catto un nonno. Sì, è bellissimo, papà. E ora. Quanto bio. Questo tesoro ne piglio. Ma quanti che acqua, amore, le mancello. Mancello tu. Mamma mia, scaruto pare. C'è può ridere che sogno di Babbo Natale. Io pure te lo Di regalo. Babbo Natale. Vieni qua. Che vergogna. Quanto bio. Disgraziato, ne pigliasti tutti sti sordi, ne pigliasti. Scusate, difficile. Figliai tutti
ti so Ma da non poco. so come me ne metti di Ero può filmare che chi ne ci cambiate, pure a noi mi so io filmare, ma non si preoccupa. Tanto era a morire. O no? Mi auguro di morire. Ai, me l'avevo detto. E ora? Tuo padre è pazzo. 92 cambiali fino. Tu cosa E ora dolci in fondo a me moglie. La lavannata. A me un regalo! Sì, sì. Ma ci sei più storciuta! Questo per me Ma forse sei più commossa. No, voglio avere le mie sorti. Commossa o storciuta? No, limoncello e acqua. Ma sacci come essere? Commossa o storciuta? Pure Fausto mi regalò un serape sto posto. Si rapi. Ecco! Una collana! La collana! Ma tocca, va. Bella, tutta rivolta! Arricchini stessi! Ma cosa c'è qua? Che bello! È danetto! Ma tu ti meriti una posata! Tutti Barbie! Tutti i regali di una vita mi feci tutti ora! Ma... Io caro sto contento. Gioia, tu ti meriti una pirata! I miei soldi non mi poti farci! E a me che mi regalasti! Ma se Baccalaro che sei! ci accattai una caccia di ultima generazione. Ah, bello! Lavi da banna sotto letto. Mi altri ficimo Un regalo un regalo. cumulativo. Come? Non capivi? Chi te vergogna? Prego. Che bello, grazie, ci mettiamo in ta casa di Barbie. Mi buttare la palumma. Oh babbo che si Grancio trionfa. Mi ci dici, pa, vergogna, lascia la sua sacchetta, ci dici un regalo a una per uno. Mi esce che ne portare Bravo, grazie. La mangiamo con salute. Veramente l'idea fu la mia, pensai. Certo. Facevoci un regalo che abbraccia a tutti. Morti di fame, 100 euro, Pinnero, c'è pure un scontrino. Veramente? A signorina ci voleva livari. Però io ci dissi, no, mi ciulassa, almeno virano quanti spinnelli. La vedi Davidana? E tu che ci cattasti un regalo a tutti? È buono, non ci fa Lascia la niente. Non ci fa niente. scrozioso. Va, I soldi erano rubati. ma se niente ci va a dare. Sì, piglia di biglietti. Chi devi regalare io? I biglietti per crociera. Io non sapevo ne mettevo. Non mi mettevo. Da banda sono, non vi pigliamo. Sopra com'ho. Vabbè, ma la meta si sa qual è? A meta, io iva all'agenzia di Io la saccio a meta qual è. No, ma se non sapi qual è la meta. Disse che sapi? Non sapi, senta mia. Iemmo all'agenzia di viaggio e chi mi proponivo i soscelli, la vai. I sono scilli. Qui c'è un posto che si chiama come scilli. Ma che fantasia. Capisci? Un neghi game. Comunque Ida parlava di tutte queste cose, io ci dissi ma una crociera in Mediterraneo non c'è. Ma non è che la guida schettino che io non c'è canto. Moro di morte naturale. Opa! Ma tanto andiamo a morire lo stesso, babbo. Apposta dico, moro in tale casa a terraferma. Cretino. Comunque, visto che... Visto che regali virette, Come uccidetto, povera casetta. ne potremo salutare tutti e per chi non mi a preparare le valigie per partenza. I valigie per partenza, io ti va a preparare. Sì. Papà partenza, io ti va a preparare. A girascaglio. Squaglia, che ho quagliato di com'è. Va bene allora. Vi accompagno. Salutare. Fabrizio, Vi salutatevi, voglio salutare perché non vi vivo più. No, i viri stasera, proviamo a partire insieme, pa. È vero, Ieni, sì. Arrivederci. Arrivederci. Grazie di tutto. È stato gentilissimo. L'avevo sucata a sarda. Con Mara. Arrivederci, compagni. Arrivederci. Arrivederci, manco mi saluto. Ciao Fabrizio. Ciao, ti mando le cose. Ciao. Ne perdi le cose che ci sono. Quanti stai sono? Arrivederci.
Accomodiamoci. Arrivederci, figlio. Ma non signero, stillalleri. Arrivederci. Baciami. Chi me Ma sordi? sì, ci sta facendo capire tutti i cosi, a stare muto. A sto prezzo, che erano felici, a sto prezzo, che erano felici. Vieni una panna, Caruso, quella giocata. No, prima che se ne vanno da banna, a uno, io voglio salutare Ma stasera. non mi dà ora ci vinne. No, Gioia, io voglio salutare a uno. Vieni qua, Luciuzza. saluto. Ciao, Gioia, state buono. Ma scusa, Per la ciancia e mettici quanto Peppi. mai prima eri a cuccare che sono nevati? Ciao, Gioia. Metti due pigiame Tu pesanti. ancora in crescere. Vieni qua, non ce la sedendo, nonna. Buonanotte. Ciao Gioia, buonanotte. Ciao, nonno. Secondo me bevi io, È un limoncello. No, colesterolo c'è, no, alle Vieni stelle. qua, Linuzzo, tu porto venomo e fare un saggio e devi essere Ma all'altezza. adesso ne sta impazzendo, siamo consumati, si impazzisce, se mi consumo. Ormai era Buonanotte. Buonanotte. Gioia, ti voglio vasare pure a te stasera. A me? Sì, ti voglio vasare. Tu mi Stavolta qui. Oh, amore, stanno, visto? Ti stai ferma, porco cane. Stavolta, nisci pazzo. Vieni, ti voglio salutare. Mi scusare da 30 anni che ti hai giurato, che dire, e ne capisci, ma senza vasare come i bizantini. Va dinna, ma fata, va dinna. Oh no, tu aspetta, mi puzza. Ma piuttosto, mi spieghi i sordi per cattare tutte queste cose ne pigliasti? Mi ci spiega che cosa e a me non mi vuole strinere? Spiegaci le sordi, ne pigliati. Amore, dimmelo. Domani mattina a Turico, guarda. Buonanotte, Ciorigi. Ma, buonanotte. Meno male. Non se ne accorgi uno di pigliare i soldi. Meno male, non se ne adunò, ne pigliò i Io mi va a soldi. cuccola, pa. Sì, io arresto il cane. Hai un'acidità di stomaco stasera. Forse l'acidità, figlio. Uire. Peppuzzo, comportati buono. E un. Quando arresti qua, quanto camminali firmasti? 12, Orico. A me nome. No, a suo nome 6. 6 e Sì. 6. Ma quando arrivano di San Pietro se ne parla. Buonanotte, ma fate. Buonanotte, a San comportati Benedetto, buono. San Tutto Benedetto. benedetto, Gioia. Ne vedremo da se vuole Dio. Mi mangiasti, tutto mi mangiasti. Buonanotte. Mi hai delapidato la fortuna di tua mamma e a me. Ma e ora mi voglio preparare. Voglio attendere la morte. Voglio avvirre come una morte in testa faccia. C'hai a dire, porca se tu sai che ti pigliasti a me moglieri e mi lasciasti a mano di menora. Ci vai a dare la porta, usate non certa. Ma voglio avvirre sta morte in ta faccia. Voglio stare sveglio per trovarmi davanti a Ida. No, sveglio a stare. No, sveglio a stare. Ah, sveglio a stare. La mattina dopo, 21 dicembre, mentre tutti sono immersi in un sonno profondo, si sente bussare alla porta. Qui è, avanti, avanti, sono morto, non posso più aprire. Aprite! Aprite, è aperta la seva sfida. Sono morto, non posso più aprire. Aspetto la bara che passi a prendermi. Permesso? Che l'aveva promettuto mio figlio, non è a bara. Permesso. Avanti, non posso aprire, sono Io morto. sono Pietro. Pietro, Padre nostro.
E io sono Angela. Oh, santi giuzzo, lei mi viene avanti, mi si accomoda, che bello, proprio così mi l'avevo immaginato, con sta facciotta tunna, sta barba, che bello, santi giuzzo, sto stomaco, sti scarpi, sta occhietta fina, e io porto sante mano, un libro a mano, ma guardi. e i chiavi. Non me la so San Pedro, chiavi. Ho lasciato le chiavi sulla macchina. E lei, Curissi, chi è? Angela, la custode. Angelo Custode. Oh, che era bella! Non sapevo io che avevo un angelo custode così bello in tutta mia vita. Bellezza! Ma va scusate se combinavo qualche pristignetto, cose innocue furono. Che sapevo che avevo un angelo custode così bello. Che era bella. E l'ale non navi. E chi è un angelo sensale questo San Pedro? Guardi, signore Sciusciamucca. Che sciusciamucca? Mangia pane. Mangia pane. Ora lei si mette comodo perché vede, forse lei non ha capito. No, io ho capito. Noi siamo qua perché dobbiamo io sono qua. Dobbiamo fare la stima dei suoi beni. Oh, bene che fece in tale vita. Mi s'assetta che ci conto. Mi s'assetta, prego. Ora cominciamo con bene che fece in tale vita. Questo è mio. Avanti, cominciamo a scrivere. Avevo 4 anni e mezzo. E gli va salvevi a uno sopra un albero gira sera. Una raccomandazione. A 5 anni ci levavi cose in te mano a mio padre e li pigliavo io. Una raccomandazione. Quando ora mi portato uno signore, a me mi da mettere in paradiso, vicino a Bella Magiuzza, a San Pedro, a San Paolo, e onde sull'auge. Ma a menore, disgraziata la da mandare in inferno, si chiama Mara Rosa Paraquadrata. Mi sottoscrivi, in inferno, nel cerchio rivampi la da mandare, quello che mi rette in ta mia vita. Continuiamo come bene, a 7 anni. Ci aiutava a me mammuzza malata di cuore. E guardi, noi abbiamo da fare. Secondo me nata via traffici questa fine il del vecchietto mondo. ha qualche rotella fuori posto. Non c'è dubbio. Parla di inferno, di paradiso. Non so. E vuol dire che la Divina Commedia ultimamente va di moda. Si vede molto probabilmente, guarda, adesso lo tranquillizzo io. Signor Mucca qualcosa, non mi ricordo come si chiama. Mangia pane! A tradimento. Picciarimento, sempre onesto, San Pedro. Lei si metta comodo e noi cominciamo con il nostro lavoro. Sì, faciti pure. Magari comincio a perlustrare da questa parte. Cominciamo con le oggetto antico. Cominciate che cosa? Dipinto su tela. Vabbè, e poi che cosa abbiamo? Dei calici d'argento. Vediamo un po' da questa parte. Venga collega. Venga. Allora, Viglia, ferra. pare che ci siano. Un anello con i brillanti. Una collana con i brillanti. Degli orecchini con i brillanti. Bene. Ma scusate, in paradiso io vinto con tutte queste cose, la mia casa era ieri. Ma scusi, ma perché crede nel paradiso? Ma io non dica che crede nella fine del mondo, per davvero. Siccome ieri ci fui a fine del mondo che io morivi, che l'avevo un ritmo maiara, io mi preparavo per tempo. Signor, come si chiama pure? Ma non mi dica che lei crede in questa stupidaggine, in questa balordaggine, in queste altre agini della fine del mondo. Ma è veramente assurdo. Perché il mondo non finivo. Ma quale fine del mondo? Su via! Come non finivo? No, non è assolutamente finito il mondo. Non finivo, bella consolazione. Tutti vivi siamo. Apposta avevo sto dolore. E ora voglio morire. No, guardi. Non permesso, santo giuzzo. Ma voyaggio così da allora. E così, ora glielo spiego io, diciamo. Dunque, io
Sono Pietro Paternostro e sono un ufficiale giudiziario. Lei, Angela, custode giudiziario. Custode giudiziario. E siamo qui in quanto ci ha mandati il tribunale perché dobbiamo fare una stima dei suoi beni. I miei beni? E beni che dobbiamo pignorare. Pignorare? Tutto. No, stai insonnando. Non mi raffomando. Lei purtroppo è messo male, signor Mucca. Signor, come si chiama? Mangiapane. A tradimento. Dicevamo, lei purtroppo è messo male al tubo del gas. Lei è divorato dai debiti, una montagna di debiti. Io non ho un capitale. I debiti ci sono, non si vedono ma ci sono. Stia tranquillo. Per esempio, qua cos'è che abbiamo? Abbiamo addirittura bollette non pagate. Oh mamma, che sciacciate figli. Cambiali perfettamente contestati. Oh mamma. Il conto in banca non c'è più, il conto in Signora, posta nemmeno. Manticchia Vileno. No. E poi la cosa ancora più grave, caro signor qualcosa là, lei addirittura Mangiapane. a tradimento perché suo figlio ha emesso assegni falsi per la bellezza di circa 30.000 euro. 30.000 euro. 100.000 cauci in tuo culo. Ma io dico che mi stai insonnando. No, non guardi. permesso. Prego. No, mi stai insonnando. Mamma, aiuto, non posso essere. Vediamo cosa c'è da Sogno morto, voglio essere morto, sogno morto, sogno mio. Luci, che non ti sono prego. Cosa sti due? Cosa sti due? Te ne casa! Tu lasci. ladri, signore, per favore. Ma devi togliere i ladri. Lasci, chi ave chi sta passando? Mi tolga le mani di dosso. Che cosa c'è? Galera. Ma lei è? Tu lasci, aiuto! Ma come si senti? Come si senti? Mamma. Cosa? Che succede? Ma sono sti due? Sono sti due? Ma Io voglio spiegazioni! Cosa sti due? Ma c'è pure marito pazzo! Tu vieni, il signore sorriso. Ma mi sa sette cavicella, che cosa che non funziona? Mi sa sette cavicella, che cosa? Pure che non tutti questi Signoruzzo, Aiuto! casemo. si buttare pure seggia, io non mi buttai la seggia per dire in paradiso. Stavolta non mi ricordo! Signoruzzo, caso io. Moro, che confusione che c'è da sopra. Disgraziato! Ma bella c'è. Ma uno vuole male in questa casa non c'è. Me figlio. Ma basta che ci fai, Tu che ci fai qua? Come? Siamo in paradiso. Sì, E che si metti un po'? Un vestito? Un vestito. Io non vedo come mi armai. Bello che pareva un signoruzzo, ma un signore, un nene. Stonato! Oh. Ci sei durato da nostra casa! E tu puoi ladri, fare? ladri. Combinato! Beh, signora, E voi che siete? e annunca. Ora, se mi facete parlare, vi spiego io cosa sogno. E vi spiego magari... E vi spiego magari in siciliano, a così ne sappiamo intendere meglio. Annunca. Sogno l'ufficiale giudiziario e di venire a pignorare tutte le cose. Oh, ma chi sta mi pare? A casa di pazza mia. La sezione è staccata dal manicomio. Ma l'ufficiale giudiziario in paradiso che face? Ma che c'entra l'ufficiale giudiziario, un paradiso? Quale paradiso? Non ce ne fu fine in un mondo, come ce l'hai a dire? Oh, ma non ci fa finire un Ma mondo. sta casa, su Non ci tutti fu a sciammi. Ma forse un quartiere, vieni l'acqua che va arriva alle volte. Perché dacci la nave, ce ne va a dire pure a pignorare, la stessa cosa, ma io non lo so veramente. Che giorno è oggi? Il 21 dicembre 2012. 21 dicembre. Sì. Sì. No? Sì. No. Sì. E lei ogni per da maggio? Purtroppo no. Non sento. Sinceri? Chi deve passare così nostri? La collana che mi regalaste non c'è più ed è sopra. La pigliaru. Ma un mondo non finiva. Bella consolazione. Siamo tutti uomini. Io voglio morri. Quali munno? No, Chi vuole dire do pace? Lei va a posare sti cose, disgraziato, perché stai sui miei cosi? C'è la collana che dopo 100 anni mi ha regalato
Io sto lavorando, signora! ufficiale giudiziario, Ma per che favore. faccio chista? Non ci... Signor tenente, che tu chiedi? Che faccio chista? Che Vuoi mi dirsi stai per carità, è una questione di vita o di morte. Non ci riceti niente a me, moglie. Allora chi da mi ammazza? Che cosa manna a dire? No, niente. Robo romani ma venuto quindi. Il mio. Cosa manna a dire? Io quasi, cara collega, direi una cosa, cari signori. Noi possibilmente leviamo le tende in maniera forbita, in maniera pulita, e poi, come dice un grande saggio di qui di queste zone, collega, pigliamo le scale panaro e diamo ninni, che sta maledicata, Concordo pienamente, se non sbrighiamoci poi magari una fracchiata di corpo. Amica, non mi fate sbagliare le cose! Io non prendo niente. Io pretendo una spiegazione. Pure io pretendo una spiegazione. Chi si pigliò tutte le mie cose d'argento? Si pigliò collano, brecciale, anello che mi aveva regalato dopo 100 anni, ma Ce l'ho regalato io. e tante altre cose. Voglio una spiegazione. Subito, per subito. Mi c'è sta spiegazione, va. Forza. Non c'è la tua spiegazione, che io mi sento male. Stai morendo. No, a pensione, l'acqua. A pensione. A te che moncello, cosa serve piglia? Come ci diciamo che non hai più manco una lira. Che cosa? Niente. Non capivi che non avevi ciui? Manco una lira, questo povero pazzo lo voglio finire sotto i ponti. Ora stai capendo tutte cose, disgraziato, ti facesti fottere da commari. Ti facesti pigliare tutte cose, disgraziato, vedi caghi. No, a me figlio corpo no. Disgraziato da andare. A me figlio corpo no. A me figlio corpo no. Cucannulato. Vieni qua. A me figlio corpo no. Disgraziata. Disgraziata, finire un mondo da a finire un mondo a me figlia corpo non ce n'erone te non facci colpa che non lo sappia insegnare. Vieni qua. Ti sta per avere la prima. quale finire un anno poi a finire un anno poi a finire un anno. Adesso vieni qui e chiudi dolcemente gli occhi tuoi, vedrai che la tristezza passerà, il resto poi chissà verrà domani. Voglio star con te. I personaggi: Tano, Sandro Simonella, In questo tempo dove tutto passa, Teresa Maria Aurora Riotta, e non abbiamo bisogno Fabrizio Alessio Simonella, di spiegare quello che è nascosto in fondo al nostro cuore. Salvatore, Solleverò tutte le volte Paola Mata, salvatrice, e raccoglierò i tuoi fiori che Angela, Teresa Travaglia, e seguirò il tuo volo senza Pietro Paternostro, Giuseppe Cardillo, perché quello che voglio Lucia, Sonia Morgano, senza catene Nino Riossa, Giusi, Alessandra Carisi, Lucia Artino, Rosina, Mara Rosa, Serafina Morgano, Mastro Peppio, Antonia Rata, vicino Mastro Antoni, Gaetano Cicirello, L'ha detto. Chiamiamo sul palco l'autrice della commedia, la professoressa Giovanna Caridi. I fiori. Rosa Maria Lombardo, Collaboratrice. e Antonella Mata, suggeritrice, collaboratrice.
Passerei ai ringraziamenti. Aspetta. I sciuri, va bene. Se no non si rideva. Ringraziamo il signor Salvatore Riotta, Pippo Mileti, Antonio e Ruggero Parrino, Salvatore Araca, Rosario Amaper e Nina Amata Junior, Calogero Sancetta, Rosetta Sidoti e Maria Concetta Letizia. Si ringrazia inoltre Lucia Blogna, il sindaco e l'amministrazione comunale, Padre Calogero, il service di Barone e tutti coloro che si sono prodigati in vario modo per allestire questo spettacolo. Grazie a tutti. Ringraziamo ovviamente il pubblico che è sempre numeroso e presente. Grazie, ci vediamo il prossimo anno.